La Chiesa non deve essere un modellino perfetto che si compiace di se stessa, ma è chiamata allo slancio evangelico, non a compromessi aziendali. Così Papa Francesco, nell'omelia della messa celebrata nella Basilica Vaticana in occasione dell'apertura della 21ª Assemblea Generale della Caritas Internationalis. Il pontefice ha rimarcato la necessità di evitare il gattopardismo, cioè fingere di cambiare qualcosa senza cambiare nulla. Guardando i primi cristiani, Francesco ha disegnato la Chiesa in cammino che poggia su tre elementi essenziali: l'umiltà dell'ascolto, il carisma dell'insieme, il coraggio della rinuncia. Una Chiesa dove non ci sia la tentazione dell'efficientismo. Come Chiesa non siamo chiamati a compromessi aziendali, ma slanci evangelici. La rinuncia di sé passa per l'interesse nei confronti degli altri. Si diventa umili, ha continuato il Papa, seguendo la via dell'ascolto che trattiene dal volersi affermare, dal ricercare consensi con ogni mezzo. E la vita delle persone ad orientare quella della Chiesa, perché negli ultimi c'è il riflesso di Dio, ha detto Francesco. La Chiesa fa discernimento così, non davanti al computer, ma davanti alla realtà delle persone. Persone prima dei programmi, con lo sguardo umile di chi sa cercare negli altri la presenza di Dio, che non abita nella grandezza di quello che facciamo, ma nella piccolezza dei poveri che incontriamo. Francesco infine ha indicato in quel rimanere nell'amore di Gesù la strada per offrirsi completamente, per essere Chiesa libera e liberante, uscire dunque dalla pretesa di controllare e gestire e fidarci l'uno dell'altro. Da qui l'invito finale. Chiediamo la grazia di accogliere la via indicata della parola di Dio: umiltà, comunione, rinuncia.